Uniti per la sicurezza del territorio veneto. Questo è il titolo della tavola rotonda organizzata dall'Unione Veneta Bonifiche. Tuttavia è stato segnalato come nella formazione del patto per il territorio non siano stati ammessi, se non come semplici uditori, i rappresentanti delle aziende agricole. Daniele Toniolo, presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, alla vigilia di questa importante tavola rotonda, ne sottolinea la profonda anomalia, proprio perché le aziende agricole sono tra le principali protagoniste del buon funzionamento, anche di prevenzione, dei disastri maggiori. Il patto del territorio che Unione Veneta Bonifica presenta oggi con le istituzioni non sono previsti gli agricoltori. A noi pare che il patto per il territorio delle istituzioni sia un atto dovuto, perché credo che le istituzioni debbano garantire la sicurezza idraulica così come va garantita la sicurezza alla singola persona, ma perché si possa concretizzare è necessario che ci siano gli attori del territorio. Gli agricoltori perché gestiscono il 75% del territorio veneto, i cittadini consumatori perché sono coloro che assieme agli agricoltori contribuiscono ai consorzi di bonifica. Gli agricoltori, infatti, con la loro preziosa attività assicurano la salvaguardia idrogeologica della rete idrografica. Le istituzioni pubbliche devono pertanto riconoscere il ruolo fondamentale svolto proprio dalle aziende agricole nella loro funzione di presidio del territorio. Proprio per questo motivo si cerca di velocizzare i rimborsi per i danni provocati dalla mancata notifica del regime de minimis, in Unione Europea l'utilizzo dell'indennità di servitù. Proprio per questo la CIA si fa promotrice della Carta di Matera, un documento grazie al quale si potrà finalmente valorizzare l'agricoltura e il ruolo delle amministrazioni locali a favore della semplificazione burocratica dei servizi.